Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Allora ragazzo, come promesso sto iniziando a fare i conteggi per vedere quanto si è speso nel viaggio in Spagna. Questo non tanto per fare i conti in tasca, per essere pedocini, sospendere vacanza, assolutamente no, anzi il contrario, ma come ti avevo già anticipato è solo per capire sti sky conviene spenderli in aereo e albergo o in camper. Allora, guarda qua, per il momento ho fatto solo il gasolio. Allora, sommando tutti i gasoli che ho fatto viene fuori 442,87 €. Però attenzione ragazzo, 443 €, ma il pieno è stato fatto in Slovenia, quindi siamo partiti dalla Slovenia, non da Jesolo, dalla Slovenia, quindi 200 km in più di strada, o 150-200 km in più di strada, e siamo tornati quasi col mettapieno, quindi direi che Pullman continua a avere sempre i suoi ottimi consumi. Il tutto dipende sempre dalla guida, sai, perché se io vado via tipo i 70-80 senza dargli le accelerate, non consuma niente, ok? Altrimenti se vado via anch'io i 100 all'ora e accelero a fondo, beve come un idrovora, quello sì. Aggiungiamo una cosa importante. Facciamo un calcolo fittizio. Te metto qua perché con cosa ragionarmi te metto sempre là. Allora attenzione, calcolatrice, facciamo che siano stati 5 giorni a Barcellona, poi 5, 6, 7, mettiamo 8 giorni siamo stati via. Sì, nelle vacanze stiamo sempre via 8 giorni, 8-10, ma facciamo 8. Allora 40 €, purtroppo almeno in Spagna le aree camper in Francia costavano un occhio della testa, quindi mettiamo 40 € al giorno, però abbiamo pagato anche 20, quindi non è corretto, facciamo una media di 30, ok, 30 per 8, 240 € di aree camper, sommate ai 443, quindi 443 più 240 viene fuori 683 €. Però eravamo in 3, non ero da solo, ok? Quindi sì, da soli effettivamente è una bella inculata. Io con sti soldi vado a fare il nababbo a Tenerife con albergo a 4 stelle, tutto incluso con l'aereo eccetera eccetera, 650, neanche 683. Quindi diciamo in camper andare in giro economicamente parlando non è per nulla economico, è una cosa di lusso, va benissimo, però in 3, attenzione, qui dobbiamo fare 683 diviso 3 persone e viene fuori 227 € a testa. Se andavi a Tenerife in 3 pagavi 650 a testa, cioè che sei da solo in 3 non cambia un cazzo quando prendi i pacchetti, ok? Cambia solo il numero delle persone, quindi sì, diciamo che è stato molto conveniente andare via in 3 in camper, quello sì. Totale della fiera, è vero che ho preso anche il giubbottino, il zainetto e 2 cazzatine e siamo andati anche a mangiare fuori, ma questo fa parte del viaggio, e quindi il morale della fiera è che quando si incassa con tutti gli youtuber e quelli di Instagram che pare che gira il mondo a gratis, è perché non è così ragazzi. Solo io ho speso 1150 €, più metti anche la parte di Alessia che ha pagato i campeggi, l'autostrada, e capirai che insomma Skype per andare in giro nessuno ti regala niente per niente, capito? Allora i conteggi di Alessia non li avremo mai, questo perché non tutti sono disposti a essere precisi, a guardare le cose eccetera eccetera, quindi la conosco, non li avremo mai, ti descrivo solo i miei. Allora abbiamo detto 442,87 € di gasolio, 14 di autostrada perché l'ha pagata Alessia, io ho pagato 3 caselli, vabbè, per comodità perché ho la tessera io, bar e ristoranti 193,28, ma mi manca l'ultimo, non riesco a trovarlo, quello della miglior tapas, forse l'ho pagato in contanti col nero, non lo so, o forse siamo andati via senza pagare, non riesco a capire, vabbè. E 426,81 di shopping e regali, e
e 73 eventi di mezzi pubblici. Aggiungiamo poi anche il campeggio, insomma, quindi costa. Ti riassumo un'altra volta, non mi sto assolutamente lamentando del costo della vacanza, ma mi sto pesantemente lamentando di tutti quelli che ti spacciano, che loro girano il mondo felici perché sono belli e bravi e gli altri sono stupidi a stare a casa. No, loro girano il mondo perché hanno i soldi e gli altri che magari non ce li hanno stanno a casa per quel motivo o vanno a lavorare, hai capito? Tutto qui. Aspetta, è vero, adesso bisogna fare anche i conti perché ogni attrazione tipo Casa Batlló, la Sagrada Famiglia costa tipo 40 euro, 40-50 entrare, cioè cosa credi che entrare alla Sagrada Famiglia costi 5 euro, hai capito? E idem poi le cattedrali e tutto quanto e dici ok, se non visito quelle cose allora cosa faccio? Spendo il gasolio così per essermi teletrasportato da un'altra parte? No, purtroppo. Quando vai a visitare un posto o fai le cose fatte bene, che quindi ti visiti i musei, le attrazioni principali, eccetera, e poi più provi anche il cibo tipico e le loro cose tipiche, altrimenti te sta a casa, cioè risparmia i soldi, hai capito? Non sprecarli, è quello il senso del mio discorso, non sprecare i soldi. Vedi, dietro quel coso posso mettere tutti i ganzi, poi sta piccando. Invece, no, ecco, un giorno devo prendere dei ganzi per i cappelli da appendere, ma anche lì sono belli da vedere, mi coprono le foto, però. Vabbè, devo trovare il posto. Dio Van Life, se tutte le giornate fossero così, sto guadagnando 3 ampere e 80, 360 circa, però ho il computer acceso, seppur il monitor è spento che sta lavorando, il frigo a compressore, la centralina abilitata con la pompa all'acqua e tutte le sue rovette e il riscaldamento che sta andando, perché ricordiamoci che anche se il riscaldamento va a gas ha bisogno comunque di corrente per bruciare il gas e anche per il motorino che fa girare il liquido dei termi all'interno di tutti i tubi. Dio Van Life. Approfitto intanto che esco col CP per caricare le batterie col generatore. Allora ero sceso tipo al 20%, che per carità dici sono praticamente 100 ampere, ok? Una litio da 100 ampere, sono come 200 ampere di normale, ho capito, però sai, col frigo a compressore questo e quello, dopo dovrei anche lavorare, per me è come essere a terra. E non lo so, vedo che carica sui 42-43 ampere ora il generatore, non so se è sempre fatto così, dico che è strano perché l'alimentatore è lo stesso, è quel famoso secondo alimentatore extra che avevamo montato con DS Tech, è un secondo alimentatore che attivi tramite una levetta e il quale però invece di caricarti quei 10 massimo 16 ampere te ne carica 70 ora, 70 ampere ora. E se attacchi la colonnina effettivamente il camper si carica a 70 ampere ora, però col generatore a 43 non riesco a capire. Mamma mia, come che voi a ore ragazzi, è una roba incredibile. E tu mi dirai ma è probabilmente il generatore che non gli sta dietro. Ciò ti dirò, può anche essere, però è un 2,5 kW, cioè sono tanti 2,5 kW, quindi lasciamo andare sto piccio alla media potenza e ora che te si di odore di netto e di ozono qua dentro, con sta spuzza le canche gira, mi vuoi? Singano ma lavala, non c'entra un cazzo lavarla ragazzo, fidati, cioè proprio lei, l'alito è vecchia, è molto vecchia, è tutto un starnutire, un sbadigliare, è tipo se gli ambipur, quelli automatici che spruzzano il profumo, e lei è un ambipur automatico che spruzza puzza e batteri. E come fai? Niente, ozono e dopo alla mattina do sempre una bella areata prima di iniziare a lavorare, che quella ci va sempre comunque, una bella areata che serve per dare il giro in modo che non si formi l'umidità, se che nell'umidità nascono virus e batteri, e anche per adesso un discorso chimico che non mi ricordo bene, per risparmiare sul riscaldamento, ossia far sì che il riscaldamento sia più efficace. Guarda ragazzo, questi sono degli hamburger magici, praticamente dei pezzi di cadavere di mucca presi al Lidl, erano in offerta del 50%, ma se sono in offerta chieditelo il perché, no, hai capito? Cioè soprattutto tu Singano che sei un cazzo, un porco zio di pubblicitario, ancora ci caschi su ste robe, sei proprio scemo. Praticamente gli hamburger magici, guarda la mia mano, quando li cucini
diminuiscono del 50% della loro dimensione, proprio come il prezzo. Puoi prenderli per degli spettacoli magari di magia, per sorprendere i tuoi amici, tipo come gli americani, te sa chi si trova in giardino, i fa grigliata, ok, al barbecue, e anche tu mentre fai il tuo barbecue puoi stupire gli amici con sta roba qua. Aspetta, oggi mi sento un dispenser di consigli. Guarda qua, come molti di tu avranno notato, io uso spesso la carta da forno, ok? Secondo me è un grandissimo risparmio. Primo, di tempo, o delle rotture dei coglioni, o del nervoso, ok? E secondo me è anche economico, perché non costa niente al metro e ti risparmia un sacco di acqua, detersivo o comunque il gasolio per andare a ricaricare l'acqua quando l'hai finita. Ok, il mio vabbè magari è un caso particolare che vivo in camper, ok, ma capisci? Cioè, guarda, per sti due, chiamali hamburger, adesso non so se sono hamburger però per questi due pseudo hamburger, guarda che disastro avrei fatto nella pentola, mentre così con questo si cucinano comunque molto bene, anzi tra l'altro le cose ho notato si bruciacchiano molto meno, ok, si bruciacchiano comunque però molto meno, e basta, e la pentola è pulita, cioè togli questo, aspetti che si raffreddi e la rimetti al suo posto. Cioè scusa, perché dovresti lavare la pentola? Perché è venuta a contatto con della carta da forno? Non ha senso.